Fino al 15 aprile è possibile ammirare la Casa Museo Sartori di Casteldario, la rassegna L'arte tra paesaggi e periferie, una mostra che vede esposte 106 opere realizzate da altrettanti artisti, opere comunque che percorrono un ampio lasso temporale che va dal 1940 ad oggi. La maggior parte sono opere realizzate proprio per questa occasione, ma opere di maestri del passato sono comunque presentate. Dipinti, sculture in ceramica, con le tecniche più tradizionali, dall'olio all'acrilico all'incisione, quindi una mostra ampia per le tecniche e anche proprio per l'epoca. È come affacciarsi ogni volta ad una finestra, a 106 finestre diverse e guardare un paesaggio. Paesaggio che può essere la nostra pianura, la nostra collina o le montagne o i mari, le città storiche, paesaggi di Mantova, di Verona, di Venezia, anche paesaggi stranieri, Berlino, Parigi. Altri artisti invece si sono soffermati sulle periferie delle città, delle grandi città, questi ambienti, queste zone, a volte degradate, a volte no, a volte con la presenza umana, altre volte senza, per arrivare fino alle zone industriali, dove il grigio ha la prevalenza nel colore. È una mostra quindi che fa vedere i vari ambienti, le varie possibilità che abbiamo attorno ai nostri occhi, dove l'uomo è intervenuto e dove non è intervenuto, dove la natura è rimasta selvaggia e dove invece è stata costretta e modificata, a volte nel bene, a volte meno. Per questa occasione abbiamo edito un importante volume di 240 pagine che riproduce tutte le opere esposte e a fianco è riportata una biografia di ciascun artista per illustrare la vita e le opere di tutti questi artisti invitati e selezionati. Ho semplicemente espresso quelle che sono le riflessioni che io faccio quando mi viene consegnato un quadro. Per cui l'emozione che io provo è quella di immedesimarmi nel pensiero dell'artista e questo lo posso fare guardando il quadro e leggendo il titolo. Vi aspettiamo quindi a vedere questa bella mostra che si fa guardare ed ammirare il sabato con apertura pomeridiana dalle 15:30 alle 19 e nella giornata di domenica la mattina dalle 10:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 19.